Dall'11 ottobre il punto vendita Conad di Pratosardo a Nuoro chiuderà i battenti e i 20 dipendenti e gli impiegati saranno licenziati. La comunicazione è stata fatta ieri ai rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL e CISAL dalla direzione aziendale della società Sarda Gest Conad. In una nota i sindacati scrivono che le motivazioni addotte dall'azienda sono di natura economica, riconducibili alla perdurante crisi del settore e alle ingenti perdite che l'esercizio accumula anno dopo anno. Nei mesi scorsi, venuti a conoscenza della situazione di crisi, i sindacati, si legge in una nota, si erano resi disponibili per individuare con l'azienda, nel rispetto e nella salvaguardia dei posti di lavoro, dei percorsi per ridurre le perdite. Ma questo non è servito ad evitare la chiusura e a salvaguardare nessun posto di lavoro. In considerazione questo che la società col nuovo marchio che subentrerà alla Conad non ha manifestato nessun interesse ad assorbire in tutto o in parte le unità lavorative licenziate. I sindacati, prosegue la nota, saranno impegnati nei prossimi giorni in incontri tecnici con l'azienda per cercare di attutire il disagio economico e sociale derivante da questa scelta unilaterale e traumatica che comporta la perdita di 20 posti di lavoro. I sindacati insisteranno per il riconoscimento di tutti i mezzi e le procedure che la legge prevede in tali casi. CGIL, CISL, UIL e CISAL lanciano un appello a tutte le componenti istituzionali a tutti i livelli affinché si attivino, così come hanno fatto giustamente, per la difesa dei vari presidi dello Stato. I sindacati e i lavoratori saranno presenti alla riunione che avrà come oggetto la discussione sulla situazione dei siti istituzionali per sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere al Presidente della Camera di Commercio di farsi interprete del disagio e lavorare affinché si trovino delle soluzioni alternative a questo stato di cose.